Cazzaroli. Cazzaroli. Possiamo anche aspettare che sono
del 2025, primo impegno. Amici dell'Hockeypista, ben trovati, buon 2025, primo impegno del nuovo anno per Scandiano e Breganze. Siamo al Palla Regnani di Scandiano, siamo pronti a vivere la quinta giornata del campionato di Serie A2 2024-2025 con Scandiano che ospita Breganze. Con me, salvo fratello, c'è Sandro Rainieri al cui do il benvenuto, ben trovato, il buon anno, e ti chiedo subito che partita ti aspetti, perché è una gara in cui si affrontano due squadre, insomma, di alta classifica. Ciao Salvatore, buon anno a tutti gli sportivi che seguono l'Hockeypista. Spero sia una grande partita, ma ci sono tutte le premesse, perché comunque sono due anche delle favorite e una la troviamo già in testa e giustamente sta rispettando i pronostici e si presenta qui al Palla Regnani agguerrita e pronta a mantenere il primato. Scandiano si presenta comunque imbattuto e con la miglior difesa, Breganze il miglior attacco, quindi ci sono le premesse. Io mi aspetto una grande partita, già il pubblico sta riempendo il Palla Regnani. Ricordiamo che c'è anche contemporanea Modena-Correggio, altra grande partita, e quindi in Emilia Romagna, diciamo, non ci si annoierà di certo a quest'ora. E poi ovviamente cercheremo anche di darvi aggiornamenti da Modena, anche se ovviamente sui canali di Hockeyfist potrete seguire anche Modena-Correggio. Andiamo a leggere quelle che sono le formazioni che si sfideranno agli ordini degli arbitri Francesco De Palma e Marco Giombetti. Scandiano che entra in campo in pista con questo quintetto: Vecchi, Busani, Roca, Barbieri ed Herrero. A disposizione ci sono Rapeggi, Stefani, Beato e Teinite, che è stato recuperato, era in forza alla vigilia ma è stato recuperato da coach Enrico Mariotti. Per Breganze ovviamente la nutrita truppa dei Tagliapietra, tra i pali c'è Giuseppe Tagliapietra, poi Agostini, Posito, Giovanni Tagliapietra e Volpe. A disposizione di coach Tiella ci sono Todeschini, Antonio Tagliapietra, Battaglin, Dal Santo e Costenaro. Come dicevi tu Sandro, Breganze arriva, entrambe le squadre arrivano da imbattute a questo match, perché Scandiano ne ha vinta una, ne ha pareggiate due. Dall'altro lato c'è un Breganze che ha vinto 3 gare, ne ha pareggiata una col Montecchio Precalcino, e tra l'altro altro aspetto da poter trattare: Breganze primo attacco del girone A, Scandiano prima difesa del girone A. Sì, infatti si preannuncia una partita secondo me non troppo tattica e le squadre comunque devono vincere, perché Scandiano deve riportarsi un pochino su. Ricordiamo che è una partita in meno perché ha già riposato. Breganze ovviamente vuole mantenere la testa, non sarà facile perché la classifica, ci diamo un occhio: Breganze a 10, Correggio a 8, Trissino e Valdagno che sono un pochino le sorprese a 6, Scandiano e Serenio a 5, Modena a 4 insieme al Montecchio Precalcino, e a Bassano tiene 2, un po' una delle mie favorite, un pochino delusa per il momento, Mirandola quota 0 punti. Scandiano che ha già detto i quintetti, giustamente si prepara con la maglia bianca oggi e gioca in casa da sinistra verso destra dei vostri teleschermi. L'arbitro, lo ricordiamo, Francesco De Palma, da Giovinazzo, coadiuvato da Marco Giombetti di Modena. Si stanno un pochino caricando a vicenda le due squadre, ne hanno bisogno. Il pubblico è già caldo, l'abbiamo sentito, noi ci siamo e siamo pronti a vivere queste emozioni, le emozioni di questo match. Eh sì, come dicevi tu, insomma, due squadre che al momento stazionano, insomma, Breganze è capolista e Scandiano invece occupa la parte medio-alta della classifica, anche se ovviamente poi ci aspettiamo che sia una classifica in divenire, siamo soltanto alla quinta giornata, quella di oggi. Allora sarà Breganze a dare probabilmente inizio al match, proprio con Giovanni Tagliapietra sul punto di battuta. Dall'altro lato il quintetto scandianese, come dicevi tu Sandro, in tenuta bianca con calzettoni rossi, tra l'altro, quindi un'altra, diciamo, tenuta, sarà la quarta che vediamo in questa stagione, e Breganze invece con i colori rosso-neri classici dall'altro lato. Quindi sarà Giovanni Tagliapietra a dare il via al match, a servire Volpe, poi Agostini subito tallonato da Herrero, prova ad aggirare la porta difesa da Vecchi e va da Giovanni Tagliapietra, si ferma e va da Posito, che al momento è il miglior marcatore dei Breganze in questo campionato, 6 marcature sulle 21 complessive che fanno della formazione veneta il miglior attacco del girone A. Volpe costretto a fermarsi, 15 secondi sul cronometro d'attacco per l'azione offensiva. Breganze prova
con Volpe che cerca una conclusione, respinge Vecchi e può provare a distendersi Scandiano con Roca che tenta la conclusione, respinta da Giuseppe Tagliapietra. Poi si riparte con Nick Busani, Barbieri, Roca entra nella metà pista offensiva, poi Barbieri evita e conclude, non inquadra lo specchio e allora c'è Giovanni Tagliapietra a recuperare. Finora 3 invece le marcature di Giovanni Tagliapietra, con Antonio Tagliapietra che è in panchina finora, che è invece il secondo miglior marcatore di Breganze. Prova ad attaccare adesso la formazione ospite, Agostini fermato da Barbieri che di sponda va a servire Herrero, scambio con Roca, Herrero, la respinta di Tagliapietra, qui grande occasione per Scandiano, prova a ribaltare subito il fronte Breganze, la conclusione di Posito, respinta, poi c'è un fischio, non dovrebbe esserci fallo, ma il rimpallo della pallina, sì, sul volto di Pietro Agostini. Sandro, peccato però per Scandiano per l'occasione precedente, perché era un'ottima ripartenza non concretizzata da Herrero. Ottima ripartenza, tutto bene meno il tiro, anche se comunque ci ha provato. Mariotti si è rammaricato molto in panchina poiché chiede più cinismo da un bel po' alla sua squadra, lo testimoniano i tiri diretti, ma ci arriveremo dopo. Però partito forte anche il Breganze, altissimo ritmo, e sarà un po' il leitmotiv secondo me di questa partita. Scandiano intanto, intervento di Vecchi, il primo a respingere il tiro di Volpe. Dicevamo che tanto Rocca recupera la pallina, che Breganze può contare su una squadra molto... Attenzione ora, Herrero davanti, alza e schiaccia la palla, finisce fuori di poco, ha mancato la conclusione. Poi subito dall'altra parte Tagliapietra che si ferma perché Scandiano è già tornato. Diciamo partite dai ritmi altissimi, Breganze li manterrà probabilmente tutta la partita perché ha una panchina molto lunga. Scandiano forse qualche effettivo in meno, appunto per, come dicevamo, qualche defensione in allenamento, qualche influenza. Staremo a vedere. Comunque per adesso una partita bella e equilibrata. 22-34 ancora da giocare in questa prima frazione, 0-0 tra Scandiano e Breganze. Scandiano ha avuto un paio di opportunità per provare a concretizzare, adesso attacca Breganze che ha 10 secondi per chiudere. Qui buona la chiusura di Herrero su Volpe. Agostini adesso deve velocizzare l'uscita dalla propria metà della pista. Rocca recupera in buona posizione, poi però non gli riesce il suggerimento per Herrero che va a recuperare comunque la palla e va a servire ancora il proprio compagno, ancora Leandro Roca. Barbieri, adesso Scandiano prova a costruire l'azione offensiva con Roca che cerca e trova Busani, mette dentro, allontana Tagliapietra, adesso ripartenza con Volpe dall'altro lato, si ferma all'indietro per Agostini, fermato, poi la recupera ancora Agostini, in qualche modo la palla rimane lì, grande parata qui, grande respinta qui di Vecchi su Giovanni Tagliapietra. È stato bravo Agostini perché con un'azione, una percussione centrale ha tenuto la palla anche dopo un paio di tentativi di conclusione. Adesso Tagliapietra verso Volpe, poi Posito, Agostini, ora prova la conclusione, ancora Vecchi a respingere. Agostini riceve 39 secondi per chiudere l'azione offensiva per Breganze. Qui suggerimento così così, recupera Barbieri, velocizza l'azione, va dall'altro lato da Herrero, si ferma Herrero, poi torna indietro da Roca che allunga un po' il controllo, la perde e allora Breganze può distendersi con Volpe. Herrero interviene qui in difesa, allora ribalta il fronte Scandiano con Busani che cerca la conclusione, respinta. Barbieri, Herrero prova ad attaccare ancora Herrero, la mette dentro, la tiene lì Giuseppe Tagliapietra, allora va già dall'altro lato Giovanni Tagliapietra, finta, conclusione sull'esterno, qui Vecchi chiude e poi trova il vantaggio a Breganze con Giovanni Tagliapietra. Qui ha avuto un paio di, insomma, un po' di libertà, diciamo la verità. Giovanni Tagliapietra forse si poteva fare un po' di più in questa occasione, ma fatto sta che Breganze dopo 3 minuti abbondanti di gioco è avanti 1-0. Qua Vecchi ci è arrivato un po' tardi perché è stato molto veloce Tagliapietra, ha visto il buco libero e lo ha castigato sul secondo palo al rientro, quindi Breganze in vantaggio. Deve stare attento a Scandiano che aveva giocato molto bene fino ad ora,
sta giocando molto bene finora, a non lasciare troppe ripartenze, perché già un paio di volte ha lasciato 2 superiorità numeriche in contropiede. Breganze non perdona, abbiamo visto che Scandiano ha perdonato prima in superiorità numerica, Breganze invece l'ha punita. Ora Herrero subito sul primo palo non se la sente di tirare, va dietro porta, poi scambia con Nicolo Busani che gli restituisce palla, pensano un po' cosa fare, alza e schiaccia prolungato e non riesce ad arrivare in mezzo, poi Busani lotta davanti alla porta, Volpe è il più lesto a prendere questa pallina, poi cerca di organizzare la giocata per il Breganze col possesso, con l'autore del gol Tagliapietra che trova Facundo Posito sul lato destro, scarica per Volpe quando sono trascorsi 5 minuti e 20 dall'inizio della gara. Breganze è in vantaggio qui al Palaragnani per 1-0 e ora sta gestendo il possesso di pallina. Scandiano in attesa di ripartire, lo fa con la stessa formazione per il momento la squadra di coach Mariotti, non ci sono state sostituzioni. Facundo Posito al tiro, viene deviato fuori di poco, ancora Agostini sulla palla, non ci arriva Busani, scambia ancora Agostini con Facundo Posito, poi la stecca di Herrero, che le lunghe leve di Guerrero permettono la riconquista della palla e una nuova organizzazione per il possesso. Sì, sulle ripartenze si gioca molto di questa partita, perché Scandiano deve imparare a concretizzare meglio le ripartenze che riesce a crearsi. Dall'altro lato Breganze invece non ha lasciato scampo, qui il tentativo di Barbieri, respinta di Giuseppe Tagliapietra e un'altra ripartenza per Breganze. Dall'altro lato con Volpe, respinge stavolta Herrero. Ora è un 3 contro 1 per Scandiano che deve provare a concretizzare. Barbieri dentro per Nick Busani, 1-1. Sandro, l'abbiamo detto, le ripartenze sono fondamentali per tutte e due queste squadre. Stato molto bravo, sono stati molto bravi tutti e due. Busani a dare la palla a Barbieri, Barbieri a aspettare il timing giusto per servirlo, e dalla parte sbagliata, dalla parte del rovescio, Busani ha insaccato il pareggio importante per Scandiano, che è stato giunto subito. Poteva dare un pochino di noia a livello mentale il vantaggio del Breganze, perché era giunto, come avevo detto, anche come abbiamo detto, che stava giocando bene Scandiano, e quindi pareggiato questa partita equilibrata con Busani. Complimenti per il contropiede, impreciso nella prima occasione, nella prima ripartenza, letale nella seconda. Prima marcatura stagionale, anzi no, in campionato per Nick Busani, che invece in Coppa era andato più di una volta in assegno, per la precisione 4 volte assegno in Coppa Italia, invece prima in campionato per lui. Adesso possesso che dovrebbe essere in favore di Scandiano, 18-19 da giocare, 1-1 in questo primo tempo al Palaregnani tra Scandiano e Breganze. Andato in vantaggio Breganze con Giovanni Tagliapietra, ha risposto l'altra famiglia, anche se qui non c'è Riccardo Busani, a Referto. E intanto aggiornamenti da Modena, perché Correggio vince 1-0 contro l'Amatori Modena, mentre Barbieri trova la respinta di Tagliapietra, poi un contropiede sprecato da Breganze. Allora Herrero prova a ripartire, va a servire Barbieri, qui troppo generoso probabilmente Herrero. Agostini la perde, altra bella giocata di Herrero che sta sporcando diversi possessi di Breganze. La rete di Correggio, di Caroli. Adesso 5 secondi e allora possesso che passa a Breganze. Fase un po' confusa nell'ultimo minuto del match. Entra Costenaro, esce Volpe tra le fila di Breganze. Dovremmo vedere a breve anche Battaglin, perché in piedi in panchina. Intanto Roca, 2 contro 2 dall'altro lato, si ferma Roca chiuso dalla difesa di Breganze, che rientra in maniera ottimale. Barbieri per Herrero, 33 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano. Roca, Barbieri, Herrero. Pronto invece Stefani per Scandiano. Tra qualche istante entrerà anche Andrea Stefani. Costenaro aggira la porta difesa da Vecchi e va a servire Agostini. Prova Breganze a costruire la propria azione offensiva con 30 secondi da giocare. Busani sporca il possesso di Breganze, che però resta ancora in zona d'attacco. Agostini, la respinta qui di Vecchi. Agostini che era andato via al diretto marcatore. Poi Costenaro recupera con il tentativo qui di Posito fermato, poi l'errore
ma è bravo Vecchi a respingere sulla conclusione di Tagliapietra. Costenaro recupera, ancora Breganze che può andare in attacco, se l'allunga Costenaro, allora dall'altro lato Scandiano solo in mezzo a 3, Nick Busani deve provare a gestirla, prova a girarsi e ci riesce, va a servire Barbieri e poi Rocca. Esce proprio Nick Busani, entra Stefani, Barbieri, Rocca. Cerca Stefani ma il suggerimento è così così, allora Agostini recupera. Barbieri su di lui, mette in mezzo Agostini per Posito, fermato da Rocca. E allora Scandiano può gestire. 15-38 ancora da giocare in questa prima frazione. I rossoblù in possesso, i rossoneri a difendere. Barbieri, Stefani. Si propone Rocca che porta un blocco, allora Stefani prova a metterla dentro. Posito interviene in anticipo su Giuseppe Tagliapietra e poi va a servire Costenaro. Ancora Costenaro, cerca la conclusione, Vecchi la tiene lì, allontana Barbieri, poi c'è Posito che prova ad alimentare l'azione offensiva di Breganze. Costenaro, palla recuperata da Scandiano che adesso prova a uscire. Barbieri, 37 secondi, la conclusione, palla che rimane lì, Herrero, la respinta di Giuseppe Tagliapietra, palla che è rimasta sotto il corpo dell'estremo difensore di Breganze. Allora palla contesa tra Costenaro e Herrero. Palla che non rimane ferma nel vertice dell'area, ci sono un paio di volte che la sistema, prova a recuperarla Herrero ma ci riesce Posito. Agostini prova ad attaccare Breganze, Agostini, conclusione che non inquadra lo specchio, poi Scandiano, c'è il fischio, possesso che resta a Breganze. Si sono un po' abbassati per i ritmi, Sandro, partita che sta diventando pian piano un pochino più tattica. Sì, squadre un pochino più in debito d'ossigeno, si stanno un po' rallentando e allungando le squadre anche nei contropiedi, e Scandiano deve stare attento a fare dei passaggi troppo lunghi perché comunque li attaccano come dei falchi i giocatori di TL, li vedo sempre attenti a puntare, andare a recuperare palla, e questo fa sì anche che Scandiano possa effettuare dei contropiedi. Abbiamo visto più volte un 3 contro 2, anche adesso perdi palla, vedi già 2 contro 1, attenzione a Barbieri, palla dentro per Stefani che non ci arriva nel tap-in, e Breganze può ripartire con Costenaro che non trova Agostini, ci mette la gamba a terra Rocca, quindi per questo De Palma dalla punizione. Sono passati più di 15 minuti, 0 falli di squadra a testa, quindi una partita divertente, bella, equilibrata, sull'1-1, apertissima. Sì, con le squadre un po' in debito d'ossigeno non ci sono state neanche time out, e quindi io ne aspettavo uno da qualche parte, perché comunque vedo anche le due squadre un pochino boccheggiare per il momento, si vede che gli allenatori non ritengono ancora opportuno questo momento. Tiro di Agostini finisce fuori di poco, recuperato da Alex Rocca, 14 esatti dal termine del primo tempo, le squadre in parità sull'1-1. Andrea Stefani per Rocca, attenzione, pulizia nei passaggi, ora non si vuole rischiare troppo, vediamo che li portano un pochino palla i giocatori, poi la scaricano al momento per loro opportuno. Buona la partita di Herrero finora, che ha arpionato diverse palline in difesa, un po' più impreciso in attacco, e ora cercherà anche di farsi vedere sotto porta. Attacca Scandiano adesso con Stefani che prova a evitare un avversario costretto a fermarsi. 10 secondi per chiudere l'azione offensiva, ma c'è un fischio contro Scandiano, quindi primo fallo di squadra, l'ha commesso Rocca se non andiamo errati. Adesso Barbieri si chiarisce con De Palma che è il direttore di gara. Breganze che tra l'altro ha battaglin sul cubo dei cambi già da 4-5 minuti. Adesso con Costenaro prova ad attaccare, va giù, secondo fallo per Scandiano, ha commesso stavolta Barbieri. È entrato tra l'altro anche Antonio Tagliapietra che ha sostituito proprio Giovanni Tagliapietra, quindi qui perde il possesso proprio lui, e allora Scandiano può ripartire con Herrero, costretto a fermarsi, poi prova ad andare via da Agostini, qui ci poteva anche stare un fischio. Agostini si ferma, va a servire Posito, poi Tagliapietra in mezzo, non la tocca nessuno, e allora Scandiano può provare a ripartire con Stefani.
che la lascia lì ad Alex Roca. Stefani, Roca, Herrero, chiuso dalla difesa di Breganze, che adesso è schierata nel fortino difensivo. Barbieri, Scandiano ha 18 secondi per chiudere questa azione offensiva. Stefani prova a spezzare la retroguardia, primo fallo direi di squadra per Breganze, è così, e allora Scandiano avrà questa opportunità di provare la conclusione. Roca e Barbieri, ci prova proprio Barbieri che non inquadra, però la porta difesa da Giuseppe Tagliapietra. Antonio Tagliapietra va a servire Posito, poi si propone Agostini, Tagliapietra, Costenaro, Agostini mette per Antonio Tagliapietra dietro la porta difesa da Vecchi. Costenaro cerca e trova Posito che si ferma. Adesso qui rischia qualcosa Scandiano, non so se l'abbia toccata Vecchi, perché qui l'errore è abbastanza evidente da parte di Tagliapietra, che aveva praticamente lo specchio della porta libero. Poi qui commette fallo Herrero su Posito, terzo e primo cartellino blu del match, lo rimedia Santiago Herrero. 11:29, quindi Breganze avrà l'opportunità per andare con un tiro diretto. La statistica che mi avevi riportato tu, Sandro, finora dei tiri diretti di Breganze 3 su 4, 75% di realizzazione, percentuale importante se teniamo conto che Scandiano invece ha 1-0 su 5 finora. Allora Posito, che ha 2 su 3 finora nei tiri diretti, andrà a sfidare il capitano della formazione padrona di casa, Matteo Vecchi. Con la possibilità di riportarsi in vantaggio per Breganze quando mancano 11:29 alla fine della prima frazione di gioco. Scandiano ovviamente è momentaneamente in inferiorità numerica. Posito contro Vecchi. Parte Posito, finta di conclusione, Posito ancora la lascia lì, Vecchi lo ferma, e qui è un grande intervento di Vecchi che con il pattino ha fermato. Per ora Scandiano è ovviamente in inferiorità numerica, quindi deve anche fare attenzione. Attacca Breganze, Costenaro, Agostini, conclusione respinta da Roca direttamente sul tetto del Palaregnani, però è stato bravo qui Vecchi a neutralizzare. Non facile contro Posito. Intanto arriva time out, Sandro, quando mancano 11 minuti alla fine del primo tempo. È stato bravissimo qua Matteo, veramente applaudito dalla panchina e anche da Raveggi. Lo vediamo molto bravo a rimanere fermo in attesa di Facundo Posito, che di stecca è molto bravo, l'ha dimostrato, ha dato ampie dimostrazioni di un palleggio volto a cercare di distrarre il portiere, di farlo cadere, cosa che non è avvenuta. Poi si è trovato troppo sotto porta e non ha neanche quasi concluso, quindi se aveva un 2 su 3 prima vuol dire che era bravo anche a tirarli. Poi ce lo ricordiamo anche in A1, e quindi complimenti a Vecchi. Ricordo che qua abbiamo anche un altro campione del mondo oltre a Mariotti, è Roberto Crudeli, ex indimenticato qui a Scandiano e ex allenatore anche del Breganze l'anno scorso in Serie 1, quindi lo abbiamo salutato prima, lo salutiamo ora anche dai teleschermi. Vabbè, Sandro, tu sul segnalarci queste presenze nel Palaregnani sei ovviamente il numero 1, quindi aspettiamo sempre queste tue indicazioni. Si riparte con 11 minuti sul cronometro in questa prima frazione, sempre 1-1. C'è un power play però ovviamente in favore di Breganze, che ha l'uomo in più e ancora da giocare, mentre a Modena 1-2 in favore di Correggio, quindi risultato che è ancora cambiato, ma l'altra formazione reggiana in vantaggio a Modena. Costenaro a cercare Tagliapietra, che qui
fermato da Vecchi, ha rischiato qui Scandiano, Rocca, poi Posito se la alza, poi va a servire Costenaro, fermato da Rocca. C'è ancora un minutino da giocare in inferiorità numerica per Scandiano. Barbieri prova a recuperare su Tagliapietra, che riesce a servire dietro per Agostini, la sporca e poi può andare in contropiede Scandiano. Rocca per Stefani, Stefani respinta, palla che rimane lì. Qui gran parata di Giuseppe Tagliapietra su Stefani. Dall'altro lato Breganze e Vecchi a fermare avversario, dovrebbe essere palla contesa. Qui in grande spolvero entrambi i portieri, perché Tagliapietra da un lato è stato molto bravo a respingere sulla conclusione di Stefani e Vecchi altrettanto dall'altro lato. Attacca Breganze, Posito, Costenaro prova a servire un compagno, fermato da Barbieri che va a spazzare per guadagnare qualche altro secondo in attesa della possibilità di tornare in parità numerica. Dovrebbe entrare Andrea Beato, che vediamo in piedi in attesa della fine di questo power play. Attacca Breganze, palla che rimane lì, ci aveva provato Antonio Tagliapietra. Formazione ospite che si rende spesso pericolosa. 9:44 sul cronometro di gioco. Barbieri e Rocca a dare il via all'azione per Scandiano, che è ancora in inferiorità. Rocca fermo in mezzo a due, la perde qui sulla pressione di Costenaro, prova la conclusione, respinta di Vecchi e allora Rocca può provare a distendersi, entra Beato. Rocca ha tentato qui un no look per Beato, che era sbucato alle spalle della difesa ma non è riuscito a ricevere il possesso. Poi ancora Rocca in mezzo a due, prova a giocare di sponda in qualche modo Barbieri, Stefani si intromette sul retropassaggio, va a servire Beato. Adesso si ferma il numero 10 di Scandiano, che ha fatto il suo primo ingresso nel match. Barbieri mette dentro per Stefani che va giù, non c'è il fallo di Agostini, allora si riparte proprio dal numero 5 di Breganze. Sporca il possesso Stefani, Costenaro però va a recuperarla. Ancora Breganze, qui il fallo probabilmente l'ha commesso Stefani e in effetti è così. Terzo di squadra, c'è un cambio, ce ne sono due in realtà. Rientra Herrero, esce Barbieri per Scandiano. Dall'altro lato entra Battaglin, che era fermo sul cubo dei cambi da diversi minuti. È uscito Posito e quindi riposo per Facundo Posito. Attacca Breganze con Costenaro per Antonio Tagliapietra, poi Agostini, che non è mai stato sostituito finora, quindi insieme a Rocca direi è l'unico ad essere rimasto in campo oltre i due portieri fin dal principio. Herrero in tuffo per chiudere su Costenaro, possesso che resta a Breganze ma chiede il fallo di squadra Mariotti. Adesso un po' di scintille tra le due panchine, forse qui De Palma invece farà ripartire dal suo precedente fischio, quindi non aveva considerato proprio ripartito il gioco, ripreso il gioco. Con Agostini verso Costenaro, Battaglini, Agostini, la conclusione, Vecchi, gran respinta qui del portiere di Scandiano. Stefani evita un avversario, 3 contro 3 dall'altro lato. Beato si ferma, Breganze rientra e allora Scandiano deve provare a costruire la propria azione offensiva. Beato, c'è time out intanto che arriverà la prima interruzione chiamato da Mariotti. Herrero, Stefani porta un blocco, Herrero prova a liberare il compagno, però brava qui la retroguardia di Breganze a rimanere coperta. Rocca per Beato, ancora Rocca, cerca Beato che si ferma, poi va a servire ancora Rocca. 7 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano. Rocca prova a metterla dentro, palla che resta lì, la recupera Breganze alla fine. E gran lavoro qui della retroguardia rossonera. Costenaro qui però esagera nel cercare il compagno, un po' stanche entrambe le squadre, però Sandro, devo dire, la difesa di Breganze nell'occasione precedente molto attenta e anche stavolta Scandiano sta facendo fatica a trovare varchi. È molto attenta anche perché Scandiano sta giocando veramente bene, dobbiamo dirlo, perché va su ogni palla, grinta e anche tecniche, devo dire, perché comunque nelle giocate ci si prova sempre a impensierire la difesa avversaria
così sta facendo anche il Braganza che riparte sempre. Complimenti alla squadra rossoblu per aver interpretato il 3 contro 4 in maniera ineccepibile, come ha fatto del resto col Correggio, dove era addirittura riuscita a segnare. Qua non è riuscita per poco, se si vede lo spazio bisogna andare, e anche lì Stefano è stato bravo, ma è stato più bravo Tagliapietra che gli ha impedito di segnare. Ora il Braganza cerca ancora di menare le danze in attesa di un time out che gradirebbero forse più della fine del primo tempo per riprendere fiato, perché anche Braganza è stanco, non lo diciamo, perché comunque Scandiano ha avuto le sue occasioni, i portieri vecchi soprattutto ha avuto il suo bel da fare, ma anche Tagliapietra ha dovuto ricorrere un pochino. Intanto 3 secondi per andare al tiro, non vi riesce Braganza e ci prova adesso Beato dall'altra parte, ma è chiuso dai 2 giocatori, poi butta la palla in fondo. Ci sono 2 squadre molto stanche in questo momento e necessitano di riposo. Siamo diversi dai ritmi altissimi dei primi 15-17 minuti di gioco, le squadre sono in parità, secondo me giusto risultato fino a questo momento, partita molto equilibrata e anche molto bella. Eh sì, concentrazione alta da entrambe le parti. Adesso conclusione di Agostini, respinta, e allora c'è Antonio Tagliapietra a recuperare il possesso, prova a girarsi, Vecchi aveva già capito tutto e ha chiuso il suo palo. Roca si ferma, prova ad attaccare adesso Scandiano. 5:30 alla fine del primo tempo, 2 cambi, rientrerà Posito, dovrebbe essere Volpe l'altro giocatore di Braganza, pronto a rientrare. Roca dietro la porta difesa da Giuseppe Tagliapietra, poi la conclusione di Herrero respinta. Qui bravo Tagliapietra a distendersi, e allora Costenaro prova a cercare un compagno, fermato da Stefani. Diversi errori in questa fase, soprattutto da Braganza in alcuni passaggi ravvicinati. Herrero, Roca. Adesso Scandiano prova a costruirsi un'altra azione offensiva con Stefani, mette dentro, c'è un fallo e adesso c'è il time out. Allora ne approfittiamo anche per andare a vedere quello che è il risultato, mentre qui siamo sull'1-1 a Modena. 1-3 in favore di Correggio, hanno segnato da un lato Bozzetto per Modena, Caroli, e doppietta di Tutela, quindi doppietta dell'ex al pallaroller di Montale. 1-3 per Correggio, mentre qui siamo sull'1-1. L'ultima chiamata è stato un fallo di squadra per Scandiano, il quarto. E adesso, Sandro, anche il fatto che ci siano un po' di falli commessi mentre la prima fase era stata correttissima dimostra un po' la stanchezza di entrambe le parti. Sì, è logico, Scandiano fosse un po' più stanco, ha beneficiato di minore rotazioni. Roca veramente è indistruttibile, stanchissimo, però non se ne vuole privare Enrico Mariotti, perché comunque non può prescindere dal giocatore spagnolo, e sono importanti questi ultimi minuti perché può venire a meno la lucidità e il risultato è molto importante. Siccome si andrà a riposo adesso sull'1-1, mancano in questo momento 4:47, sarà molto fondamentale gestire questi ultimi minuti cercando di non fare errori. Sì, sarebbe importante per Scandiano andare anche all'intervallo con questo risultato, con 1 di vantaggio. Sarebbe importante anche per Braganza ovviamente andare in vantaggio. Highlander Roca, l'hai detto tu perché non è mai uscito. L'altro Highlander in campo era Agostini, che adesso invece sta godendo del meritato riposo, perché erano gli unici 2 giocatori di movimento rimasti in pista finora. Herrero, la respinta di Battaglin, che adesso va a recuperare e cerca Posito, si ferma davanti al tavolo e poi va a servire Battaglin. Dentro, passaggio così, può andare in ripartenza Scandiano. Roca, passaggio sufficiente, fermato da Tagliapietra. Battaglini in zona d'attacco, mette dentro, palla che rimane lì, respinta dalla retroguardia di Scandiano. Herrero 1 contro 1, prova la giocata, Herrero ancora, respinta di Tagliapietra. Altro grande intervento di Giuseppe Tagliapietra, da un lato e dall'altro i portieri stanno giocando una gran partita. 3 minuti e 56 alla fine di questa prima frazione. Roca per Herrero, che poi cerca Stefani, si ferma Stefani, prova ad evitare un avversario. Stefani, la conclusione, non inquadra lo specchio, e allora Antonio Tagliapietra verso Battaglini che va giù, poi Volpe, interviene Herrero che prova a ritardare l'azione di Braganza e ci riesce. Allora attacca ancora la formazione ospite con Posito, prova a prendere un po' campo, va a servire Tagliapietra, la conclusione, la respinta
E poi ancora in zona d'attacco Breganze, anzi non c'è stato nessun tocco perché il cronometro non si è azzerato, quindi 17 secondi per chiudere l'azione offensiva. Risolve tutto Herrero che va a recuperare il possesso per Scandiano. Beato attacca Scandiano ancora con il numero 10, adesso chiede un po' calma Mariotti ai suoi. Roca dentro, respinge Tagliapietra, possesso che però dovrebbe restare in favore di Scandiano, che ha già rimesso il pallone in gioco, la palla in gioco con Beato. Stefani prova a liberarsi qui, brava la difesa di Breganze a chiudere, e anche bravo Antonio Tagliapietra a recuperare possesso ai danni di Stefani, a tenere il possesso. Poi Beato la recupera, va all'indietro da Herrero, prova ad andare via Herrero al diretto marcatore. Herrero, tocco di Posito che gli sporca la conclusione. Possesso ancora per Scandiano, 2:25 con 28 secondi sul cronometro dell'azione d'attacco ancora a disposizione. Roca, Beato, è un 3 contro 4 perché Stefani rimane molto basso, difesa di Breganze ben schierata. Herrero, palla fermata da Tagliapietra, Giuseppe Tagliapietra. Esce Antonio Tagliapietra, entra Giovanni Tagliapietra, quindi quello che la famiglia Tagliapietra che fa parte, insomma, sono 3 a roster per coach Tiella. Roca, intanto va giù Herrero, chiedevano il fischio, Roca prova la conclusione, respinta da Posito, e poi Giovanni Tagliapietra. Time out chiamato da Mariotti, respinta di Vecchi sulla conclusione di Battaglin, e time out che arriva in questo istante, quindi sempre 1-1 con 1:45 da giocare in questa prima frazione. Aggiornamenti anche da Modena, 2-3, cambiato ancora il risultato, accorciato Modena con Samuele De Pietri che ha riportato i giallo-blu a una rete di distanza da Correggio. Restiamo però al Palaregnani, e Sandro, insomma, è una fase che comunque del match vede un po' di confusione da entrambe le parti, ma la stanchezza, l'abbiamo detto, la sta facendo da padrona, perché sono partite a ritmi altissimi, sia Breganze che Scandiano, che ha dovuto tenere alta la concentrazione difensiva. Adesso stanno un po' lasciando andare, anche in vista di quello che poi sarà l'intervallo. Me l'aspettavo più tattica, più tattici quegli ultimi minuti qua, ma invece le squadre si stanno provando, soprattutto Scandiano, forse in maniera non ordinatissima, però veramente si deve elogiare lo spirito e l'atteggiamento, che stavolta è veramente positivo in tutti questi minuti. La squadra è andata in svantaggio e paradossalmente ha giocato meglio da allora e non si è quasi più fermata, perché vedo gente con fame di fare gol, a volte ricordiamo che Tagliapietra ha fatto degli ottimi interventi negli ultimi 2 minuti, poco precisi anche in attacco, però insomma ci si sta provando ed è una buona base per riprendere poi il secondo tempo, dove ci si giocherà tutto. Ora questi ultimi minuti e 40 secondi ancora con Alex Roca in possesso di pallina. Attacca Scandiano, 1:35 da giocare in questa prima frazione, e qui la perde Beato che riesce in qualche modo a recuperarla. Rischiato molto qui il numero 10 rossoblu. Roca, Mariotti che richiama Beato per il possesso precedente. Herrero, Roca, poi prova a spingere Roca, conclusione che non inquadra lo specchio. Ancora lui a recuperare il possesso, 8 secondi per chiuderla. Herrero cerca un compagno, Stefani, 5 per chiudere l'azione offensiva, palla buttata qui da Scandiano e arriva il fischio, anzi la sirena. Si chiudono i 45 secondi offensivi senza che Scandiano sia riuscito a concludere. 55 invece sono i secondi alla fine di questa prima frazione, sempre 1-1 con Breganze che prova ad attaccare. Posito si ferma e va a servire Volpe. Ancora Posito. Adesso Scandiano deve provare a difendere, Breganze ad aprire la scatoletta difensiva, si è un po' ribaltata la trama del film rispetto a quelle che sono state le ultime azioni. Breganze con Volpe, Stefani su di lui, prova a sporcargli il possesso, ma è bravo Volpe ad andare a servire all'indietro per Battaglin. Attacca Breganze che ha 7 secondi sul cronometro, tiro che non inquadra lo specchio, e allora ha 15 secondi per chiudere il primo tempo Scandiano. Prova ad attaccare con Beato, suggerimento così per Stefani,
7 secondi per provare a chiudere la conclusione con una conclusione. Stefani si ferma, finta 2 secondi, non cerca la conclusione Scandiano e allora, o meglio, non cerca la conclusione Scandiano, è stata brava la difesa di Braganza e chiudere tutti gli spazi perché i rossoblù non sono riusciti ad andare alla conclusione. Allora finisce qui la prima frazione, 1-1 tra Scandiano e Braganza, al vantaggio siglato da Giovanni Tagliapietra ha risposto la rete siglata da Scandiano con Nick Busani. Sandro, si chiude un primo tempo che ci ha regalato una prima parte con alti ritmi, con alto tasso tecnico, tante emozioni, tante opportunità, ma una seconda parte di primo tempo in cui un po' entrambe le squadre si sono spente. Si è alzato al tatticismo a livello difensivo, perché l'abbiamo visto anche in queste ultime 2 azioni offensive di Scandiano e di Braganza, l'ultima offensiva nessuno è riuscito ad andare a concludere, quindi si sono un po' rintanate in difesa anche per andare all'intervallo sull'1-1. Sì, certamente, dopo alla fine ha prevalso un pochino il buon senso per giocarsi poi tutto nel secondo tempo. Complimenti alle due difese, perché difese schierate è veramente difficile passare stasera. Errore nel gol del Berganza da parte di Scandiano, che ha fatto poi solo quello alla fine di errore, perché dopo si è comportata benissimo contro il miglior attacco. Per contro Scandiano è riuscito a bucare con un ottimo contropiede, a avere le sue occasioni, e per adesso devo dire che il risultato è equilibrato e ci aspettiamo una grande partita anche nel secondo tempo. Mi auguro che sia così, ovviamente. E allora ci fermiamo qui e poi torniamo tra una decina di minuti scarsi per il secondo tempo di Scandiano Braganza. A dopo.
Amici di OK Fisr, rientriamo per la ripresa di Scandiano Breganze, sempre in diretta dal Palaregnani di Scandiano, dove saranno proprio i rossoblù a dare il via al secondo tempo. Ancora una buona serata e un buon anno da me, da Salvo Fratello, da Sandro Rainieri, che è qui accanto a me in telecronaca, con Scandiano che dà il via, come detto, alle danze di questo secondo tempo, con Barbieri che ha sostituito Stefani nell'ultimo quintetto, nel quintetto che ha chiuso il primo tempo, composto da Vecchi, Herrero, Roca, Beato e Barbieri, che adesso prova la conclusione, non inquadra lo specchio, poi c'è Beato a recuperarla. Dall'altro lato Breganze, mentre qui Giuseppe Tagliapietra respinge proprio con Tagliapietra tra i pali, Giuseppe, Posito, Agostini, Volpe e Giovanni Tagliapietra, quindi il quintetto che aveva iniziato. Intanto una ripartenza per Scandiano, qui suggerimento di Roca che non riesce a raggiungere Herrero, poi recupera Breganze dall'altro lato con Posito, la respinta di Vecchi, perde la stecca, prende anche un colpo in volto, ma direi involontario da parte, non sappiamo se da parte di Beato o della sua stessa stecca, che poi è anche sfuggita di mano. Tanto Posito recupera la stecca e recupera anche il proprio posto in pista. 23-56, già un paio di opportunità, una per parte. Adesso possesso che però è di Scandiano, con Beato che serve Barbieri. Roca chiama il passaggio per Herrero e lo serve. Ancora Barbieri, poi Beato. Cerca Roca, dietro per Barbieri. Prova a metterla dentro, palla respinta, ma Roca la recupera. E allora può ripartire Scandiano. Beato, Roca, Herrero. Si ferma, evita l'avversario. Herrero la conclusione, respinta da Giuseppe Tagliapietra. Ancora una volta un intervento deciso e decisivo. Posito fermato dalla lettura di Beato. E adesso può ripartire Scandiano. Beato per Roca. Finta il passaggio all'interno, poi si ferma. Herrero porta un blocco e si va da Beato. Barbieri. Herrero. Roca. Va giù. C'è fallo di squadra. Terzo commesso da Breganze, quindi Scandiano resterà in possesso con 22 secondi per chiudere l'azione offensiva. Roca per Barbieri. Beato. Roca. Ancora attaccare Scandiano, poi non riesce l'anticipo ad Agostini, riesce però l'intervento a Posito. Agostini prova a ribaltare velocemente il fronte Breganze. Agostini, la respinta di Vecchi, altra gran parata. Poi Scandiano dall'altro lato, Herrero evita Posito, Herrero respinge il Tagliapietra. E anche dall'altro lato Sandro, i due portieri però direi decisamente in grande spolvero questa sera, sia Vecchi che Giuseppe Tagliapietra. Sì, stanno facendo una grande partita perché stanno respingendo praticamente di tutto, dopo 2 gol presi dove non potevano, soprattutto quello di Breganze non poteva fare niente. Adesso il Breganze che sta menando le danze. Comunque c'è da dire che Scandiano ha iniziato bene, 2 occasioni subito, poi sta tenendo bene in difesa finora, ripartita ancora con l'atteggiamento giusto, e questo sicuramente è un bel lavoro che ha fatto Enrico Mariotti sulla testa dei giocatori. Herrero in grande spolvero, recupera palline, fa anche reparto da solo davanti, poi non è stato fortunato, a volte è stato impreciso, e in questa occasione, soprattutto nell'ultima occasione, poteva dare un po' più forza nella conclusione, anche se è arrivato un po' stremato perché comunque aveva superato 2 avversari. Ora in possesso di pallina Herrero sembra sempre che non ci arrivi, poi alla fine è sempre lì, riesce a superare anche il soggetto avversario, anche nell'1 contro 1 molto bravo. Ora Roca che va sul lato destro, una stecca che vola, attenzione che ha spazio, Alex Roca, tiro sul primo palo, respinge ancora Tagliapietra che rimane appostato bene, ancora
tiro di Loro Barbieri, ancora vola Tagliapietra a impedire, e ora il 3 contro 2 davanti, il gol di Facundo Posito servito da Tommaso Volpe in un contropiede 3 contro 2 che non ha lasciato scampo alla difesa rossoblu, e Breganze torna in vantaggio a 4 minuti e 03 dall'inizio del secondo tempo. E Scandiano stava giocando bene, ha subito una ripartenza, stavolta non c'è stato nulla da fare per la difesa rossoblu. Eh sì, lo dicevi tu, è stata sempre molto attenta la difesa di Scandiano, ma non è riuscita però in questa occasione a resistere alla ripartenza di Breganze, che ha trovato il nuovo vantaggio con Facundo Posito, che trova la sua 7ª marcatura in campionato, sempre più capocannoniere del Breganze in questo torneo. Roca prova a evitare proprio la pressione di Posito, poi va giù, ancora riesce a tenere la pallina, Herrero prova a sporcare il passaggio ma Volpe recupera, poi Tagliapietra per Agostini che prova ad andare via Beato, Agostini mette dentro, non ci arriva Volpe, adesso Scandiano deve provare a tenere botta dopo aver subito il gol dello svantaggio. Giovanni Tagliapietra per Volpe e poi Posito. Tagliapietra, Agostini, Herrero prova a intervenire su di lui e riesce a recuperare una gran palla, però si è fatto male qui Agostini, che è andato contro la barriera che delimita la pista. Non dovrebbe esserci fallo, anche perché Herrero sembrava aver recuperato in maniera pulita il possesso, ma Agostini poi ovviamente era praticamente a mezzo centimetro dalla barriera dopo aver perso palla e quindi non ha potuto evitare il contatto. Allora si ripartirà con il possesso che dovrebbe essere di Scandiano. Agostini si rialza tra gli applausi del Palaregnani e Santiago Herrero che potrà rimettere in gioco. Intanto pronto sul cupo dei cambi Stefano Dal Santo, capitano degli ospiti, che abbiamo visto per tutto l'intervallo scaldarsi in pista, quindi anche lui altra arma a disposizione di coach Tiella. Già 2 marcature per il capitano rossonero in questo avvio di campionato. Beato, Roca, Beato, Herrero porta un blocco, Beato in mezzo a 2, la perde sulla pressione di Posito, altra ripartenza di Breganze. Agostini respinge Vecchi e adesso può andare dall'altro lato Scandiano con Barbieri fermato, Roca recupera, cerca e trova Herrero. Rimane basso Beato e riceve. Poi cerca e trova Roca. Herrero. Dietro la porta, difesa da Tagliapietra. Roca. Barbieri. Perde qui un brutto possesso. Fallo ai danni di Posito. E dovrebbe esserci un tiro diretto perché in effetti stava andando dritto in porta, però insomma, qui forse ha rischiato anche il cartellino blu, bisogna essere obiettivi, Sandro. Sì, dai, un errore tecnico che ci può stare, non ci può stare, perché insomma favorisce Breganze, che ora ha un tiro diretto con Facundo Posito. Vediamo che si va un attimo in panchina, il secondo. A 19-11, diciamo una palla persa, un po' sanguinosa, e adesso Breganze ha l'opportunità di portarsi 3-1, sarebbe un pochino più dura da riprendere. Adesso vediamo se Matteo Vecchi riuscirà a fare un miracolo un'altra volta su Facundo Posito. Ti lascio il commento di questo tiro diretto con Scandiano comunque che rimarrà comunque in 4 uomini. Esatto, rimane comunque in 4 uomini. Posito contro Vecchi, nel primo tempo era stato bravo Vecchi a respingere sul tiro diretto di Facundo Posito, che ha 2 su 4 finora in questo campionato. Posito finta, la tiene lì, Posito, Vecchi rimane in piedi, ancora bravo Vecchi a respingere e peggiora la percentuale di Facundo Posito, che oggi è 0 su 2 tiri diretti per il gran lavoro di Matteo Vecchi. Barbieri dietro per Stefani, Roca, intanto è entrato Stefani per Beato tra le fila rosso-blu di Scandiano. Barbieri, il blocco di Herrero che va anche a ricevere
il possesso da Barbieri, lo scambio ancora tra i due. 11 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano. Breganze è tutta rintanata nel proprio fortino in mezzo. Stefani, la respinta di Giuseppe Tagliapietra. Forse era stata brava qui a crearsi l'opportunità. Intanto traversa di Agostini, che ha nelle sue corde questo tipo di conclusione. Stefani evita un avversario. Stefani, la conclusione, c'è il fischio. Non dovrebbe essere rigore per Scandiano, perché è andato giù Stefani, e allora l'opportunità per Scandiano con Nick Busani, primo rigore del campionato per Scandiano. Nick Busani può provare, è andato 1 su 3 in Coppa Italia Nick Busani nei rigori, quindi ha l'opportunità. Busani contro Tagliapietra, non inquadra lo specchio, però Busani recupera, ancora la tiene lì Busani, non riesce a ribadire a rete, ha ritardato un po' il rientro, non è riuscito a rientrare subito Breganze, e Busani ha avuto due opportunità enormi. Qui è stato bravo Tagliapietra sulla seconda, impreciso però Busani sulla prima, e quindi errore sul rigore di Busani. Qui Breganze prova ad andare ancora in marcatura. Sandro, c'è da dire, Busani insomma impreciso nella prima conclusione, nella seconda forse l'opportunità ce l'ha avuta, è stato anche bravo Tagliapietra a rimanere in piedi. Sì, purtroppo sì, non è riuscito a sfruttare l'occasione Scandiano. Un bravissimo Matteo Vecchio che ha compiuto un intervento strepitoso su un tiro diretto, stavolta tirato molto bene da Facundo Posito. Adesso Scandiano ci riprova da lontano con Stefani cercando una deviazione con due uomini davanti, nulla di fatto. Scandiano c'è, ma c'è anche Breganze. Abbiamo visto Agostini ancora al tiro, stavolta respinto da Rocca. Prima una traversa per lui, traversa interna. Partita sempre molto bella, molto tirata, molto equilibrata, con Breganze in vantaggio, ma Scandiano che non demorde. Ora cerca con la manovra tra Rocca e Busani. Rocca mai sceso, lo ricordiamo. Stefani trova Herrero, poi all'indietro per Rocca, scambiano i due. Breganze che marca sempre molto alto a uomo, attenzione, ora recupera palla Tagliapietra che va in porta col casco, ancora Vecchia a respingere, va in contropiede Herrero che è solo, cerca la conclusione, si distende e respinge ancora Tagliapietra in ottima forma. Ora Facundo Posito cerca e trova Agostini, partita molto veloce, palla in mezzo, non giunge a destinatario Tagliapietra, e quindi riparte Busani, un 2 contro 2, cerca il tiro di Busani, trova il pattino di Herrero, poi sparacchia via Tagliapietra dalla distanza, è arrivato fin dal suo collega di rimpettaio, chiamiamolo così, Vecchi, e ora è Stefani in avanti, cerca lo spazio per il tiro, non lo trova, da per Busani che va dalla parte destra del rovescio, mette la palla in mezzo, respinta, recuperata da Antonio Tagliapietra che parte subito contropiede con Volpe, è da solo, quindi si ferma, ma vede a rimorchio Facundo Posito, ora fermato da Herrero che va da solo in 1 contro 2, cerca comunque il tiro, finisce fuori. Ci prova ancora Scandiano, ma deve tornare adesso Herrero per non favorire una superiorità numerica. Partita che ora è aumentata molto di ritmo, e esce Volpe, entra Costenaro, ma entrerà per la prima volta in questa partita il claudicante Deinite. Vediamo se saprà dare il suo apporto in questa partita. Ce ne sarebbe bisogno veramente del suo fisico, delle sue giocate, dei suoi tiri. Vediamo come andrà a finire quando entrerà a brevissimo. Sì, Deinite che non era in lista convocati ieri per influenza, saltato tutta la settimana degli allenamenti. Rocca prova ad andare via, fermato qui dalla gran lettura di Giovanni Tagliapietra che adesso prova a velocizzare, va a servire Agostini, altro tentativo che non inquadra lo specchio. Giovanni Tagliapietra recupera ancora il possesso Breganze, poi però è brava la difesa di Scandiano a riprendere palla. Deinite entra al posto di Herrero e tocca in questo momento la prima palla, recuperato all'ultimo Davide Deinite. Adesso va a servire Stefani. 14:27 sul cronometro di gioco in questa ripresa, 1-2 per Breganze. Deinite qui tenta una conclusione che però gli resta un po' lì. Busani va a recuperare palla, cerca proprio Deinite, prova a girare, va all'indietro da Stefani,
Mezzo a due Stefani, ancora Stefani cerca di liberarsi, gran parata qui di Giuseppe Tagliapietra. Che azione di Andrea Stefani, che è stato bravo a liberarsi per la conclusione, dato ad un passo dalla rete del pari. Resta in zona d'attacco Scandiano con Deinite per Busani, cerca l'indietro Stefani, errore qui a memoria e allora può ribaltare il fronte Breganze. Tagliapietra, Posito la tiene lì, respinta di Vecchi, prova a uscire Busani che prova ad andare in contropiede, Busani, la respinta di Tagliapietra. Stiamo vedendo, Sandro, da un lato e dall'altro sicuramente imprecisione di chi attacca, e c'è da rimarcare questo, ma Vecchi e Giuseppe Tagliapietra stanno facendo una gran partita. È ancora da sottolineare due interventi importanti, mentre qui Agostini spara fuori, due interventi importantissimi per tenere il risultato sull'1-2. Stanno tenendo in piedi le rispettive squadre, diciamolo, perché Breganze ha avuto l'opportunità di andare sul 3-1 più volte, anche con i tiri diretti, e Vecchi è stato bravissimo. Qua Tagliapietra ha rimediato a qualche errore veramente grossolano e inatteso, perché comincia a farsi sentire la stanchezza anche adesso. Siamo a tre quarti di gara e le squadre si allungheranno sicuramente, perché se vogliono tenere il risultato una e giungere al pareggio, comunque vincere l'altro. Ora Rocca, palla dentro per Busani che riesce a divincolarsi e a tirare ancora una volta. Tagliapietra veramente in stato di grazia in questi ultimi minuti, sta tenendo in piedi Breganze. Ora ci prova con Facundo Posito che è costretto ad andare dietro, che per Costanaro che ha un po' di spazio cerca e trova Antonio Tagliapietra all'indietro per Facundo Posito. Ora ritmo un po' più basso e scende un cambio tra i due Tagliapietra, rientra Antonio, l'abbiamo visto, a 12:30 dal termine, a tre quarti. Questa partita si promette ancora scintille, ne vedremo ancora delle belle, Salvo. È entrato intanto Antonio Tagliapietra per Facundo Posito, quindi entrambi i due Tagliapietra giocano come giocatori di movimento. Intanto qui la conclusione proprio di Giovanni Tagliapietra, respinta, entrambi in pista, con Posito che ha lasciato ed è in panchina al momento per rifiatare. 4-4 a Modena, altro aggiornamento, dovrebbe aver segnato Bozzetto che ha trovato la doppietta, e quindi al momento in parità la sfida tra Amatori Modena e Correggio, che si gioca al Pallaroller di Montale, non lontanissimo dal Pallaregnani. Attacca Scandiano, Deinite, conclusione, respinta, non c'è stato il tocco da parte di praticamente di nessuno, perché Breganze che resta in possesso e allora riparte con Agostini e prova a liberarsi, mette dentro per Giovanni Tagliapietra anticipato. Deinite prova a dare velocità alla manovra offensiva, Deinite la tocca Tagliapietra, Giuseppe, e poi la recupera Antonio Tagliapietra. Agostini ancora a gestire, poi Costenaro la lascia a Giovanni Tagliapietra. Agostini, Costenaro, Tagliapietra, Agostini. Adesso Breganze ha 25 secondi per chiudere la propria azione offensiva, 11:15 sul cronometro di gioco in questa ripresa da giocare. Costenaro conclude, non inquadra lo specchio, allora Roca, che non è mai uscito anche quest'oggi, Aleandro Roca recuperato. Poi qui Scandiano spreca il possesso e allora Breganze può provare a spingere dall'altro lato. Agostini per Giovanni Tagliapietra, Costenaro, rimane profondo Antonio Tagliapietra che prova a dare fastidio al retroguardia scandianese. Costenaro, Tagliapietra, ancora lo scambio con Costenaro, seguito da Busani che prova a sporcargli il possesso. Costenaro mette dentro, Busani in qualche modo, poi Agostini la recupera e può attaccare ancora con Giovanni Tagliapietra. Breganze, conclusione, respinta, prova a distendersi Scandiano, Busani dietro per Deinite, fermato però dall'intervento di Antonio Tagliapietra che va dall'altro lato, conclusione, poi Agostini mette dentro per il 3-1 di Breganze, e qui è stata letale la formazione rossonera in contropiede. Bravo Pietro Agostini a crederci sulla respinta corta di Matteo Vecchi, e c'è stata la discesa veloce, intervento di Giovanni Tagliapietra a spezzare l'azione offensiva, conclusione di Antonio Tagliapietra,
e poi Agostini Sandro che è stato bravo ad appostarsi lì e a mettere in rete da posizione ottimale. Sono stati molto bravi i giocatori di Itella stavolta, perché da una palla diciamo vagante, persa, o comunque da un rimpallo, una seconda palla, sono riusciti a crearsi loro una grande occasione, a crederci, perché non tutti tirano da lì, quindi lì stavolta Vecchi non gli do tante colpe. Intanto ora De Nite va davanti a porta ancora una volta, trova Tagliapietra, nulla da fare, qua forse poteva stare il fallo. Stavolta sono stati bravi loro, bravo Agostini a crederci, perché anche da lì si può fare gol con una deviazione fortuita che stavolta ha portato fortuna a Breganze, ma ci ha creduto, bravi loro. Ora Scandiano è stato ancora sfortunato, ma è stato molto bravo Tagliapietra qua a impedire il gol a De Nite. Ci deve sempre provare, deve continuare così. Scandiano, la partita è ancora molto lunga, chiaro che soffrirà un po' fisicamente, perché comunque i minuti passano e la stanchezza si farà sentire, ma anche Breganze, ricordiamo che non pare stanco, a dire la verità, in questo momento accuserà probabilmente anche il colpo. Rientra anche Lollo Barbieri al posto di Nick Busani, ora ci prova De Nite da lontanissimo, trova ancora i guantoni di Tagliapietra, che è stasera veramente indemoniato. Eh sì, adesso ha anche legittimato ovviamente il vantaggio Breganze, che ricordiamo nella seconda frazione, mentre Giuseppe Tagliapietra aveva chiesto a più riprese l'interruzione del match per risistemarsi il casco, perché probabilmente la parata precedente l'ha proprio effettuata con il frontalino del casco, quindi lo va a ripulire con l'aiuto dell'altro portiere di Breganze, Marco Todeschini. Dicevo, Breganze che però c'è da dire che in questa seconda frazione ha avuto diverse opportunità, si è aperta la gara, ha colpito 2 legni, poi ha trovato 2 gol e sta legittimando un po', anche se Scandiano resta nettamente in partita, ma sta legittimando un po' la situazione di vantaggio. Sta venendo la testa giusta, sta avendo, e questo gli avrà dato atto, gli avrà dato di merito cambi giusti nel momento opportuno per mantenere una freschezza atletica importante, perché sanno che questo vincere al Palerniani non è assolutamente facile, non solo perché è imbattuto Scandiano, ma anche perché Scandiano è una delle pretendenti comunque ai playoff, e quindi si gioca una partita importante. Lo stanno facendo bene, hanno sofferto prima all'inizio del primo tempo, quando Scandiano ha giocato un po' meglio e ha avuto le sue occasioni. Scandiano sembra un po' in debito d'ossigeno, però in queste partite si trovano anche forze che extra, diciamo, fisico, e se la testa regge può regalare ancora soddisfazione al pubblico scandianese questa squadra. Ora perde una palla Lollo Barbieri, deve stare attento Lollo Barbieri a gravitare intorno a metà campo, perché lo attaccano, deve disfarsi del possesso subito, non in questa maniera, perché se fai battere contro la balaustra una palla, poi il tuo compagno la perde. Ci vuole lucidità. Eh sì, è un po' la parola d'ordine per Scandiano in questo finale in cui è sotto 1-3. Ovviamente adesso viene anche un po' meno quel pizzico di concentrazione che c'era stato per tutto il match. Adesso prova a scuotersi la formazione rossoblu con Stefani che recupera e va a servire Roca. Ancora 8 minuti da giocare in questa ripresa. De Nite verso Stefani, conclusione respinta in qualche modo, poi Barbieri ha da recuperare, a servire Stefani, 27 secondi per chiudere l'azione offensiva. De Nite, finta, De Nite, conclusione respinta da Costenaro. Ancora Scandiano che prova a spingere, poi qui il fallo lo ha commesso Davide De Nite in netto ritardo, arriva anche il cartellino blu e quindi avrà l'opportunità per allungare Breganze con un tiro diretto. Qui insomma un'azione dove è venuta un po' più evidente, si è notata con più evidenza un po' la mancanza di lucidità di Scandiano, e adesso per Giovanni Tagliapietra l'opportunità di andare a migliorare la percentuale sui tiri diretti, perché oggi 0 su 2 finora per Breganze, che complessivamente è a 3 su 6, 1 su 1 per Giovanni Tagliapietra però in questa prima parte di campionato, quindi Tagliapietra contro Vecchi che adesso si risistema per giocarsi questo tiro diretto. 7,42 sul cronometro, Scandiano che è in inferiorità numerica. Dal palaroller di Montale Rangone arrivano aggiornamenti, ancora 4-4 tra Modena e Correggio, sempre match che a cui potete assistere sul canale YouTube di OK FISR in diretta in questo momento. Tagliapietra contro Vecchi, Tagliapietra, Vecchi, la respinta, 0 su 3 ai tiri diretti per
Breganze, ancora Matteo Vecchi in grande spolvero, ne ha neutralizzati 3 su 3, palla contesa, riparte Scandiano con Herrero che recupera, però adesso Scandiano ha 2 minuti di inferiorità numerica e allora può approfittarne Breganze. Giovanni Tagliapietra scambia con Costenaro, Agostini prova a portare blocco su Herrero, Tagliapietra solo, la respinta di Vecchi su Antonio Tagliapietra. Adesso Breganze può approfittare di questo power play per provare a allungare definitivamente. Agostini cerca Antonio Tagliapietra, la recupera Stefani che gira su se stesso, va giù, non c'è fallo per il direttore di gara. E allora dentro Costenaro, non ci arriva Giovanni Tagliapietra, prova ad andare dall'altro lato Scandiano con Barbieri, costretto a fermarsi, palla che resta lì, la recupera Agostini, 2 contro 1. Agostini cerca Tagliapietra che non inquadra lo specchio, ancora però possesso Breganze. Costenaro, 6:41 da giocare, Tagliapietra per l'altro Tagliapietra, Antonio che riceve, va a servire Agostini sotto porta, respinge Vecchi. Ancora Scandiano a resistere, rinchiusa nel proprio fortino davanti alla porta di Vecchi che respinge ancora sulla conclusione di Agostini. Dovrebbe essere andato via il primo dei 2 minuti di inferiorità numerica. Costenaro per Agostini, Agostini gestisce, servire Giovanni Tagliapietra, Antonio Tagliapietra sotto porta, la alza, rimane lì, poi segna Agostini, ma c'era stato il fischio precedente del direttore di gara. Possesso per Scandiano che è ancora in inferiorità numerica per il cartellino blu rimediato da Deinite. Allontana direttamente dall'altro lato Barbieri che riconsegna il possesso a Breganze, rientra Posito, esce Giovanni Tagliapietra. Costenaro, Posito cerca Antonio Tagliapietra per Agostini, respinge Vecchi. Herrero prova a spezzare in 2 la retroguardia, Herrero dall'altro lato, intanto è entrato Roca. Herrero in mezzo a 2, Herrero il palo, Scandiano un passo dalla 2 a 3. Ancora Roca, fermo dietro la porta difesa da Tagliapietra, in 2 su di lui, dentro Herrero, conclusione respinta. Adesso può andare in ripartenza Antonio Tagliapietra, fermato da Barbieri. Poi Costenaro, mezzo a 2, Costenaro ancora prova a liberarsi per la conclusione, aggira la porta difesa da Vecchi, recupera Scandiano. Roca verso Barbieri, Barbieri la conclusione, accorciato Scandiano con la rete di Lorenzo Barbieri. Scandiano 2, Breganze 3. Time out tra l'altro chiamato da coach Mariotti, Sandro, e allora ne approfitto per fare un breve recap dell'ultimo minuto perché c'è stata un po' di confusione, però Scandiano dopo il palo è stato bravo a trovare, a concretizzare una ripartenza, a trovare il 2 a 3 che adesso dà un po' di pepe agli ultimi minuti di questo secondo tempo. Merito sempre per quanto riguarda la questione mentale di aver svolto un'inferiorità numerica, un 3 contro 4 alla grande. Hanno difeso veramente con i denti, in modo giusto. Vecchi è stato strepitoso, ma anche gli altri che non hanno, secondo me, concesso tante opportunità clamorose per essere un'inferiorità numerica, bravi a ripartire, ad aspettare, ad attendere. Si è meno bravi quando si vuole andare avanti coi paraocchi, andare a sbattersi contro un muro avversario. Quando si ragiona e si attacca bene come in questa maniera, Lollo Barbieri cosa ha fatto? Ha aspettato, ha messo la palla sul primo palo quando Tagliapietra, errore suo stavolta, ha lasciato libero il primo palo per andare a coprire il secondo perché si aspettava il tiro da lì. È stato bravo Lollo Barbieri, ben organizzato il contropiede, e questo adesso può dare una nuova linfa ai ragazzi di coach Mariotti che ci crederanno ancora di più e dovranno essere bravi perché Breganze fisicamente non ha assolutamente mollato. Assolutamente no, Breganze che comunque sta dimostrando di essere squadra solida anche in questi frangenti confusi. 5-0-4 alla fine del match, Scandiano 2, Breganze 3, con Breganze che ridarà il via al match e riparte adesso. Altro aggiornamento dal palaroller di Montale, Correggio di nuovo in vantaggio, 4-5 il risultato al momento per altra partita bella, come rimarcava Sandro qui accanto a me. Tanto Agostini cerca il passaggio per Posito, gran giocata Posito, Vecchi bravo ad allontanarla. Roca cerca e trova Barbieri, dall'altro lato Herrero, conclusione respinta da Giuseppe Tagliapietra. Adesso Scandiano però
non deve farsi ingolosire dalla possibilità di pareggiarla, quindi deve giocare con lucidità, come dicevi tu Sandro. Herrero, conclusione respinta da Agostini, poi fuori. L'ultimo tocco è di un rossonero, dovrebbe essere stato Agostini, e quindi si ripartirà con la palla in favore di Scandiano, che dicevamo non deve farsi ingolosire perché ha la possibilità di pareggiare, ma dall'altro lato c'è un Breganze che sulle ripartenze è abbastanza letale. Barbieri, 4:20. Barbieri la conclusione non l'ha toccata Tagliapietra e allora Costenaro va a recuperarla verso Posito. Agostini lo ferma e ci riesce Herrero, commette fallo Agostini, quarto di squadra, si riparte. Herrero dall'altro lato, Herrero in mezzo a due, non riesce ad arrivare alla conclusione, allora si ferma e torna indietro. Va a servire Stefani. Rocca. Barbieri porta un blocco, Roca dietro la porta, difesa da Tagliapietra, va all'indietro per Stefani, blocco di Roca. Stefani prova a liberarsi, la conclusione Herrero, la palla che rimane lì, doppia respinta qui di Tagliapietra e allora Scandiano può prolungare la propria azione offensiva perché si è azzerato il cronometro. Roca cerca Herrero, palla sporcata e che resta lì e allora palla contesa con Roca e Posito a giocarsela. Time out Breganze. Sandro, non si è visto tanto, in realtà si è giocato circa 30 secondi, 40 secondi. Scandiano, come dicevamo, non deve farsi ingolosire dalla possibilità di pareggiare. Dall'altro lato Breganze invece deve stare attenta perché ha avuto già un paio di opportunità Scandiano, non è riuscito ad arrivare alla conclusione, ma a questo punto lo 0-3 dei tiri diretti è un po' un fantasma che aleggia sulla pista per i rossoneri. Sì, oltre a ribadire i complimenti a Vecchi che ha tenuto in piedi Scandiano fino a questo momento e dà l'opportunità ai suoi compagni di provare a pareggiare questa partita, che a questo punto, lasciamelo dire, se lo meriterebbero, perché comunque adesso sta giocando veramente bene e come deve giocare, perché sta organizzando qualche cosa. Breganze sulla difensiva cercherà di ripartire ovviamente e di fare male perché ne hanno tutte le possibilità. Scandiano deve continuare così e sperare anche in qualche errore di Tagliapietra, perché se prende anche le deviazioni fortuite veramente sarà difficile, ma bisogna provarci. E allora si riparte con 3:29 sul cronometro di gioco, palla contesa con Breganze che si gioca questi ultimi minuti con Giuseppe Tagliapietra tra i pali, Agostini, Costenaro, intanto palla respinta proprio da Tagliapietra sulla contesa, Costenaro, Posito e Dal Santo che qui rischia di perdere il possesso. Dall'altro lato Vecchi, Barbieri, Stefani, Roca, Herrero per Scandiano. Agostini evita il rientro di Barbieri, poi perde il possesso e allora può andare in 3 contro 2 Scandiano con Barbieri. Roca, la conclusione respinta da Tagliapietra. Barbieri a recuperarla. Roca, qui ha avuto un'altra opportunità Scandiano, deve stare attenta a Breganze a non scoprirsi troppo. Barbieri, la parata con il guantone di Tagliapietra, poi va giù Dal Santo. Il fischio arbitrale e il fallo è in favore di Breganze, chiedevano un fischio però in proprio favore i giocatori di Scandiano, così non è stato. Allora si riparte con il possesso con Dal Santo. Posito rischia sulla pressione di Roca, riesce ad andare via Posito, gran giocata qui su di lui, torna anche Stefani. Posito tiene il possesso, poi va giù, qui forse poteva starci il fischio, cambia fronte Herrero, la respinta di Giuseppe Tagliapietra, palla fuori, possesso di Scandiano e Tagliapietra che adesso è stato forse colpito da Herrero sulla prosecuzione della conclusione. Si danno il 5-2 e allora si ripartirà con il possesso in favore di Scandiano. 2:26 da giocare in questa ripresa. Scandiano 2, Breganze 3, partita che ha regalato tante emozioni, tante opportunità da un lato e dall'altro e che è ancora lì, ancora in bilico con entrambe le squadre che possono giocarsi le proprie carte. Barbieri verso Herrero, cerca Roca, imbucata per Herrero che non ci arriva e allora Breganze recupera con Costenaro, cerca e trova Posito solissimo, Vecchi non riesce a intervenire e qui è ovviamente la situazione migliore per Facundo Posito
ma difesa di Scandiano che è stata particolarmente disattenta. Qui Posito ovviamente non puoi lasciarlo solo, perché lì non può davvero sbagliare. Sì, Scandiano era alla ricerca del pareggio, un po' troppo in avanti, però sentiva un po' l'odore del sangue e ci ha provato. Non c'è ancora riuscito, ci prova ancora Lollo Barbieri. Stavolta anche adesso vediamo che lascia ampi spazi per andare a recuperare, almeno per raccorsare le distanze. Si prova ancora Rocca, veramente inconiabile, ancora Tagliapietra a dire di no, ancora sulla seconda ribattuta di Lollo Barbieri. Veramente MVP di questa serata, abbiamo poca fatica ad andarla a trovare, anche se la sua squadra ha comunque giocato bene, è riuscita a essere più cinica perché gridano vendetta. 2 gol evitabilissimi da parte di Scandiano. Il primo è quello dell'errore della palla persa che poi ha generato il contropiede, quindi a 1,34 ora Breganze vede veramente questi 3 punti molto vicini. Eh sì, se volessimo anche andare a individuare i migliori in campo per Breganze, di sicuro Giuseppe Tagliapietra è stato determinante. Posito ha trovato 2 marcature e anche Agostini non ha giocato male. Qui fallo commesso da Barbieri ai danni di Dal Santo. Dall'altro lato di sicuro Matteo Vecchi in grande spolvero, è stato probabilmente il migliore per Scandiano, neutralizzato 3 tiri diretti. E adesso Breganze ha un'opportunità ancora per restare in zona d'attacco. 14 secondi per chiudere l'azione offensiva. Scandiano 2, Breganze 4, con 1 minuto e 19 da giocare sul cronometro. Costenaro, qualche difficoltà per gestire il possesso. Posito cerca e trova Dal Santo che qui sbaglia e allora lo ferma Stefani col pattino. Barbieri sotto porta, qui doveva provare a concretizzarla un po' meglio Lorenzo Barbieri. Posito evita 2 avversari, prova ad andare via. Posito sulla pressione di Stefani, va giù, perde palla. Roca, la conclusione, rimane lì. Barbieri ancora a lottare sotto porta. Tagliapietra allontana, Herrero non riesce, allora Posito può andare in contropiede. Ancora Posito, la finta, si ferma, ragiona Facundo Posito. Ancora l'imbucata per Agostini, la respinta di Vecchi. Ancora una gran parata. Portieri protagonisti questa sera. Barbieri dentro per Herrero che non riesce a concludere, riesce forse a tenerla? No, perché c'è Posito prima di lui. Fischio, palla contesa, 26 secondi da giocare. Gara che si avvia alla conclusione con Breganze che, salvo miracoli, porterà a casa i 3 punti. Herrero prova a giocarla qui direttamente da dietro la porta. Qui perde possesso Stefani. Agostini può andare fino in fondo. Agostini, grande parata di Matteo Vecchi, altra grande parata. Roca dall'altro lato, Roca, altra grande parata da un lato e dall'altro. C'è da dire sicuramente imprecisione mentre arriva la sirena finale, sicuramente imprecisione degli attaccanti da un lato e dall'altro, anche se poi sono arrivate comunque 6 marcature complessive. Sicuramente è una gran partita da parte dei portieri. Breganze continua nella sua striscia positiva, trova la 4ª vittoria del proprio campionato e sale a quota 13. Arriva la prima sconfitta per Scandiano che resta a quota 5. Sandro, c'è da dire che non c'è stata un'enorme differenza tra le 2 squadre, ma Breganze ha avuto sicuramente più opportunità. Ha avuto 2 legni, 3 tiri diretti sbagliati, dall'altro lato un legno e un rigore sbagliato per Scandiano. Partita molto equilibrata per certi versi, ma comunque Breganze ha legittimato quello che è poi il successo finale. È stata più lucida nei momenti topici della gara, in una partita equilibrata, hai detto benissimo, perché le 2 squadre si sono equivalse. Scandiano veramente è mancato poco perché mettesse il naso fuori in questa partita, è stato sfortunato, impreciso, ha fatto qualche errore, ma ha dato tutto. L'atteggiamento è quello giusto, ha giocato bene e contro una grande squadra, va detto, l'abbiamo detto, l'ha dimostrato e ha legittimato, come hai detto benissimo tu. Prima sconfitta per Scandiano, dispiace, il pubblico ha applaudito, ha visto una bella partita come noi l'abbiamo visto, e quello che ci auguravamo è stato così. Peccato per Scandiano. Merito al Breganze che è ancora prima in classifica. Scandiano avrà la possibilità di rifarsi a Montecchio Precalcino, gara molto dura, e deve farsi passare questi giorni e essere consapevole di aver svolto comunque una gran partita. Eh sì, perché si torna in pista tra una settimana per Scandiano, che giocherà sabato 11 gennaio alle 20:45 sul terreno di gioco del Montecchio Precalcino, che a questo punto è l'unica squadra che finora ha fermato almeno sul pari Breganze.
Breganze che invece avrà l'impegno casalingo contro Tiene, che al momento è penultima in classifica, ma è una delle predilette di Sandro, e quindi non sia mai che vada a fare una sorpresa ai rossoneri, che adesso esultano giustamente per il successo. E allora dal Pala Regnani di Scandiano può essere davvero tutto, amici del canale YouTube di Hockey Fisr. Breganze sbanca il Pala Regnani, vince 4-2 e conferma ancora il proprio primato in classifica. Scandiano rimedia alla prima sconfitta del proprio campionato. Da Salvo Fratello, Sandro Ranieri. una buona serata e un buon proseguimento sui canali dell'Hockey Pista. Ciao!